Secondo tempo, Napoli-Cremonese 2-1. Abbiamo subito stabilito il risultato. Questo tipo di palla è una palla invece non è bucata, è che tutti i giocatori del Napoli sono venuti a prendere la palla sui piedi. E uno deve buttarsi nello spazio, perché questa è una palla anche senza guardare, ma è una palla molto pericolosa. Basta che un giocatore attacchi la linea di Ciao Fabio. velocità, invece tutti a prendere la palla sul piede. Voglio quando trasito like obbligatorio e iscrizione, chi non si è iscritto. Trasito 3 like, 4 like. E da pareggia sempre. Poi c'era pure un rigore grosso come una casa nei nostri confronti. Ciao Arianna. Poi il Ciolito deve sempre mettere il timbro. Nicola Bengivenga. Già, è vero. Mi più forte. Alessio Simone, ciao Domenico, forza Napoli, contentissimo per il Ciolito. Sì, ma il Ciolito merita qualche minutaggio in più. Mi fa piacere che giustamente in Coppa Italia se la fa tutta. Carmela Cava, ciao da Colonia. Colonia ci abita un mio carissimo amico. Antonio della Germania, in Colonia, in Germania, giusto? Ecco il pressing che chiedeva Spalletti, vincente. Simeone, Va. Gaetano e Massa, ottima giocata. Ma si è già riposizionata la Cremonese. Fa piacere pure per Gaetano, sì, ci abita un mio amico in Colonia. Vai Massa, vai Massa. Ma chi cazzo è spit? Un sciupa da turco! E chi cazzo è spit per non tirare? Ma troppi tocchi, no? Non è sciuriamo. Speriamo, Nico, speriamo. Vincenzo Mortoro. Buonasera, domenica saluti dalla Germania. Forza Napoli, sempre. No, niente, non c'è assolutamente nulla, lo sa, non ha assolutamente niente. Guarda, qui non l'ha toccato nessuno, vedi, si butta lì. Ah, non giusto niente, là li vedrà, pure i punta li vedrà. Un rigore c'è sti rim però, voglio. Prima c'è. No, quando stava mi sembra Gaetano a terra, no, non quello. Ma dopo. Siete d'accordo con me, voglio? Croce Giuseppe, ciao da me, questo Napoli ci sta facendo a ricreare, specialmente in sì. Mamma mia, sto ancora godendo, ma che è una goduria là. Trovare degli spazi. A proposito della goduria, ma che è che dicono? Vanno umiliati, no? A sti rubendini hanno umiliati. Loro per sapparà, per giustificare sta figura di merda, mettono in mezzo ai trofei. Ma che ce ne fottono i trofei? Guardate il momento. Guardate un momento, guardate i trofei, guardate come hanno mortificato, guardate come hanno bullizzato. Figlio di scusi, li abbiamo bullizzati, perciò non c'è da denunciare.
per bullismo. Ya, fa piacere, guardate i trofei. Si chiama Cerni i trofei. Tutti i trofei che tengono Napoli, secondo me è stata là sotto. Adesso, perché poi si fa fatica a uscire perché il Napoli è più corretto in campo. Croce Giuseppe, ciao Domenico, questo Nava sta facendo arrivare già Dolletti, scusa. Vedi, Stanno mettendo in mezzo a Spalletti per la mano. sbaglia la palla, ma è quella la È posizione. stata una persona di tua. Sbaglia Bianchetti. Spalletti saluta prima e poi dopo. Splendido. Poi Olivera. Non è solo quando perde. E poi scancia il pallone. Ma poi non sapete, agiti. Avete perso, avete avuto in meno, avete stato umiliati e basta. Mi mettete in mezzo ai trofei. Ma che ce ne fotte a noi? Si vive il momento. Un napolitano vive giorno per giorno. È a Okereke, certo, perché lì un compagno deve darti Che sia discorso? I trofei, mettono in mezzo ai trofei quando siete stati umiliati in una partita. Ah, va piace, scassato il cazzo. Berezinski. Arriva molto deciso, sbagliata su Zerbin. Arriva decisa Ammonizione. Bernieri che Via. con il terzo giallo della partita. Voglio, però siete troppo fallosi, comunque a chi vi detto Turcio. Sbagliata dopo Okereke e Troppo fallosi. Ci stanno a Cirene. Una madonna, da là. lì ci vuole un po' di intelligenza, ma questo è Guarda che assolutamente. è passato un uomo e a rimorchio. Boom. Ma in quella posizione di spalle, o se capisci di essere nell'anticipo e gli prendi la palla per creare un'azione pericolosa, ma se no ti devi fermare. Per me la cava, Domenico, due figli miei sono stati a Napoli per Napoli Juventus. È stata un'emozione unica che non scorderanno mai più. Partita da Si riparte da partiti da coloni. Ci credo, ci credo. Ciao Tommy, sono stato fino adesso da Ecco Onfranco. Vasquez. Esce su di lui Dombele. Libero Meite. Ma a casa sua, gira qui. Un tempo di ritardo nel pressing del Napoli. Ne approfitta bene la Cremonese. Ma io accorto. Sernicola, Oh. bellissimo. Oltre Quagliata c'è ancora Meite. In area anche Pickel. Meite, Stella di per Padova. Okereke. Ma mi è schiattata a capo, Si lamenta ancora Pickel, molto nervoso. Ciofani la protegge. Sernicola, altro cross che attraversa nuovamente l'area, poi Zerbin allontana nella zona di Quagliata. All'indietro sulla pressione di Simeone. Vasquez Chiudiamo sta partita. deve mantenere alta la concentrazione, cercare anche di riproporsi in zona offensiva perché il vantaggio è Ciao Francesco, ma tu secondo te, no? Io mi gusto nickname, no? Ma mi posso mai ricordare i nomi? E tutte usci. Ya, la bibbondà. Ciao Francesco, vabbè. che non hanno mai giocato tanti minuti alla lunga dopo un tempo e un'ora. Ah no, perché stava in diretta e stava. Seguito da Zerbin che è proprio uno di questi giocatori che commette fallo, arriva il giallo anche per lui, già la E non male che non ha fatti no. a favore della Cremonese. Meno male che non ha fatti no. Capito Max? Quando sono tanti giocatori giusto, è ovvio che anche magari un'ora Ma io se non vi leggo qualcuno così sta pure la super chat, voglia all'inizio di dimostrare, di meritare più spazio e quindi ci mettono anche un po' più energie e gestiscono un po' meno anche le forze. Quindi l'intervento di Juan Jesus forse sfiora col braccio, ma cercava il pallone con la testa e l'attitudine era assolutamente quella di... Ho visto non hai capito come stai? Saluto a papà Antonio, si chiama. Ho visto non hai capito. Ma io accorto. E va a battere profondo per Vasquez. Respinta su Castagnetti. Poi su Berezinski. Io sta pratica. Io sta pratica. Vai, va! Vai con contropiede, va! Avanza Olivera, largo Zerbin. Che controlla su Sernicola che lo chiude. Con un intervento falloso. Concesso il vantaggio. Ma chi era fallo però, vabbè. Sarebbe
L'arbitro è femmina, l'avete visto? Comunque era calcio di rigore prima, entrata brutta, poi ha o prima lasciato tempo. correre, però ci stava tutto qui, perché l'aveva superato, guarda. Tu vado in diretta. Signor Antonio, buonasera e forza Napoli. Un bacio caloroso e si mi più forte, Federica Puti dice che ha preso la palla. Un bacio a tuo papà Antonio. Avesse preso la palla. Con tanto affetto lo abbraccio e anche se non lo conosco lo stimo perché già che tifo no c'ha bisogno di stima. Il Vinci si è ripreso. A scherzo, la stima va a tutte le persone per bene, a prescindere dal calcio, perché la vita non è solo calcio, ma tutte le persone per bene. Quindi un saluto al tuo papà Antonio, sia lui che... Ciao della punizione indifferita. Elmas. No, ma io mo mi sono messo in diretta, ma l'ho fatto perché dice la verità, roba non tanto c'è nei fuochi, mo faccio la diretta, mi metto in diretta con l'Italia, mi metto in diretta e quindi salto il video, Opera dello sponsor tecnico del Napoli, ma chi è che esce? l'obiettivo è Chi è che esce? benefico. Io se posso sapere chi esce? Le maglie Ah, sta pure lo bottica, verranno messe all'asta su Matchwork. mettono poche qualità a mezzo campo. Sono già all'asta da questa sera fino al 28 gennaio e il ricavato dell'operazione sarà interamente debutto in Ricambia i saluti di nuovo. che operano sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza. Un grande fan tuo, ti saluta, un abbraccio forte e sempre Forza Napoli, sempre. Ma a prescindere, vabbè, mo giustamente riprendo il tuo discorso, a parte che mo mi sono messo, Palla profonda per Raspadori. oh, facite bravo, chi va a muoppere, Le sostituzioni per Lobotta e a parte che mo mi sono messo in diretta, La prima. grande, grazie Tome, e grazie di chi? Un saluto a Dio, io lo faccio con vero piacere. Alessio Zerlin si è ripreso, è ammonito, forse come diceva appunto Andrea Agostinelli anche paga Anguissa, Politano e Lobotto, wow. il limitato minutaggio della gestione delle energie. Esce Raspadori, Matteo Politano che si è ripreso già dal leggero problema di qualche giorno fa, problema fisico. stavo dicendo, a parte questo, vabbè, ma non è che loro possono fare pure, questi che hanno nominato, tu possono fare pure una scorreggia, una visualizzata. L'ultima volta che andrà Bravo Gaetano, bravo, bravo Gaetano. di cambi risale. Sono contento per te. Lo sapete che Gaetano è il mio compaesano? Abita, i genitori hanno una pizzeria, abita a 2 paesi distanti dal mio. ma si è accorto della stanchezza, come stavo dicendo prima. Gianni Che non hanno giocato Favoretto. Gianni, già, digerisce ancora i 5 limoni e però parlarmi, lo voglio bene. In campo per la Cremonese sono usciti Okereke e Ciofani, mi sembra sia entrato anche Felix, e poi buon aiuto per Castagnetti e forse C'ho Parigi, vedi giri però, attenzione, perché la limonica là è toast, proprio toast, la limonica che dà zio Domenico, Vediamo se sarà è proprio toast che la limonica là. per recuperare la partita. allontana Vasquez. Giusto, non abbiamo giocato. Non vanno fatti uguali, è diverso. Non vanno fatti uguali, che è ben diverso. Vabbè, certo, sì, non è la Juve, quella Juve brillante, normale. Anche se diciamo che io ho molti amici rubentini. Ecco subito la presa. Stesso loro. Tocca il furore di Anghissà. Oh, a fallo! Davanti a Federica Puti non protesta Anghissà.
Palla vabbè. larga per Anche se comunque, Felix. grazie Gianni, anche se Appena Gian comunque parliamoci chiaro, non è proprio che la Juve che deludente per poi l'Inter, detta da un tifoso rubendino, titoli in una sono stagione tanti amici, dice che andasti 8 vittorie consecutive, Ballardini, 20 anni dopo domani per Felix appena 3 partite e mezza sono state fatte buone, non riesce solo a culo. Quindi ovviamente parecchi pure i tifosi dicono il culo era finito col Napoli. Che comunque il Napoli, parliamoci chiaro, è una squadra che attualmente gioca a calcio e io mi ci diverto a guardarlo e vederlo giocare a calcio, il mio Napoli. cerca il modo più importante di arrivare al pareggio. Fa niente, abbiamo vinto 9 scudetti di fila, possiamo riposarci. È riposato, è riposato. Berezinski, poi Quagliata e poi Lovocchio. Ma io a proposito, ti piace la nuova maglia? E Osimhen secondo me, allora se quest'anno si avvera il nostro sogno, ve lo dico in questa diretta, Osimhen è un ex giocatore del Napoli, se è così. Riparte il Napoli con Berezinski. Largo Politano, Secondo la parte me, opposta Elmas, chiude bene Vasquez. Benché ammonito in maniera molto pulita. In profondità Sajou. Buon aiuto, ma c'è Quagliata a terra. E dunque A me non so, aiutarlo a riprendersi. la devo ancora focalizzare bene. Però sul fatto che è russo, sì, però hai detto bene, più femminile, va, perché c'è sta quel rosso e rosa pure, Un bel anticipo. poi c'è il base, sì, sì, più femminile, però per un maschio non lo La so, partita sai, a San Paolo, i so per l'azzurro. non so se è un problema muscolare. E come sempre Ballardini ne approfitta per No, dare ma infatti nella Juve non dovrebbe andare. ai suoi Non giocatori. pensi che fa come Igualuto. Igualuto è una cosa a parte. Vi ricordate Cavani? Tutto voleva andare tranne andare a Juve. La Vezzi, Poco amico per il Napoli. Numero 10 della Cremonese, ragazzo tecnicamente molto apprezzato. Molto, molto in Serie B, sicuramente uno dei migliori è stato e si deve un po' affermare in Serie A, insomma, Francesco De Luca. grande qualità. Buonasera Tommy, Forza Napoli, sempre. Ecco, questo che entra il giocatore Lo so, ora sì. Lo so che non andrebbe mai là. Emanuele Valei al posto di Quagliata che Grazie Francesco. dunque ad abbandonare. Fatta la diretta perché troppo mi fa stare i video. È stato Tipo video, montalo, carico. Ah raga, vi voglio dire, della Cremonese ha vi voglio mostrato dire le sue che qualità nelle anche descrizioni, di corsa. a parte che vi dovete iscrivere a questo canale per chi non è iscritto, lasciare un like, dovete sempre pareggiare, e poi iscrivervi al canale di Giargia. Vedete che trovate il link proprio al primo posto sul canale di Giargia e in quel link c'è il mio video che hanno caricato. Si tratta di articoli sportivi dalla A alla Z, dal cappello, la maglia, il giubbino, tutto dalla A alla Z. Hanno caricato il mio video e là parlo pure un po' grave. Andatela a guardare nelle descrizioni, cliccate, mi raccomando, vai giù, andiate a guardare. Propositivo appunto rispetto a quelle che abbiamo visto questa sera. Oggi Giuseppe, ciao Giuseppe. con l'ingresso di Anchissare proprio avanti. Sbagliata, lascia in campo, sembra comunque in discrete condizioni. Sentiremo nel post partita anche le interviste
dal Maradona con Carlo Landoni nello studio di Monica Bertini. Non so, sti maglia bianco con sto bacio rosso, non so, perché un anno non sono abituato a guardare questi maglia così, boh. L'ultima saluto dalla 19, La devo ancora focalizzare bene. poi dalle 20 calcio d'inizio Arianna. Io poi bravo, bravo, vai va. Napolitano su Vasquez, cerca il cross, doppio rimpallo. Ma vaffanculo, ma pure rimballa a Magliure sì, è certo che a Magliure. 71esimo. Da parte della Cremonese. 71esimo. Kit cat, kit cat, kit cat, kit cat. Olivera, con il dietro dell'uruguaiano ex tappe. Meret, molto per Lobotka, che non trema sotto pressione, manda fuori Giri, buon aiuto. E libera Berezinski. Sì, Gangi. Giocata classica Vai là. di Simeone. Oh, prendi in mano! Che taglia il campo, poi Olivera si appoggia. Calcio di punizione per la Cremonese. Eh sì, ha seguito il taglio, conosce bene Politano, ci avrà già giocato contro, no? E quindi i giocatori si conoscono, non subisce il taglio, lo segue e prende questo fallo, giusto? Non tutti sono d'accordo con te in tribuna. No, è giusto, dai, onestamente è giusto perché è stato una spinta, sì. Ma domani che sono stato? Supercoppa. Chiama palla Sajou, Per me l'Inter. passato dal Milan, ragazzo camerunese, nato in Italia. E adesso mi sembra che Ballardini abbia dato anche una disposizione Per me l'Inter. di giocare la palla e andare sulla seconda palla su Sajou che è molto alto e quindi più che giocarla adesso sì, per me l'Inter. per andare a prendere poi e respingere l'intensore del capo o la sponda del proprio giocatore. Staremo a vedere se No, Franci, non è che non lo sto facendo più, ma per tempo, però Sbaglia sulla pressione di Mendy. mo mi organizzo diversamente. Recupera Elmas 2-3 volte. Olivera. Ottima Anzi, poi Domenech, libera Elmas. vai va. Più avanti Simeone. Politano. finisce con la sovrapposizione di Berezinski, eccolo. Servito Domenech. Vai va. E poi Oh, Madonna! non è riuscito a coordinarsi. Mamma mia! Alla Higuain. E lì segnò il suo storico gol. Voglio si segnava la rovesciazione, che io San Paolo. Meret. Eh, Per Odegaard riprende possesso. o Maradona. O San di Paolo. Napoli. Dombele. Politano. Lunghissimo. Hai visto questa palla che Napoli spesso fa? Cioè, a occhi chiusi, questa viene provata, non è una palla puntata, sai? Poi magari tu la prendi male, il gesto tecnico non viene, però è una palla sopra la linea e devi Rigore vince l'Inter. andare a occhi chiusi a superare l'avversario. Questa è una giocata prevedibile, soprattutto per i giocatori che hanno gamba, in questo caso Simeone o Osimhen la sua Ok, palla. Francesco. Comunque, mo voglio vedere un po', però devo vedere meglio i tempi. Bollettone di Casa Covone lo farò Spalletti parla ancora in inglese. dove è sul canale di Giargia, così almeno dovete andare là a vedere il bollettone. Però ovviamente lo dovrò fare un po' prima perché è il tempo qua, grande. Di Simeone con Grande il ciolito, vai, 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 mannaggia! Vaffanculo! Grande il ciolito, io. Mamma mia, lavate solo, mamma lo Carmine. Elmas e Politano.
No, non ce l'ho la maglia di Kvaratskhelia. Ecco, Politano, Non ce nella l'ho. zona di Anghissà. Qua Jesus, La serie di difficile Napoli ha sulle giocato un primo tempo. Anghissà. Finta 1-2, poi va da solo su di lui Vasquez. Vedi, meriti 1 milione di follower. Anghissà con tecnica forte. Guarda, meglio poco che Vasquez, buono. Anghissà invade l'area, viene incluso No, da Valeri. meglio poco che buoni. Allora Lobotka che deve appoggiare su Meret. No, non ce l'ho, ma io volendola potrei pure avere nella sponsorizzazione. Caputi interrompe il gioco. La potrei pure avere là, però tengono un sacco di maglie, tengo. Movimenti di Ma proprio un Anghissà. sacco. Uff. Sì, lo colpisce, mi sembra un movimento a protezione, no? Della palla. Sì, non è stata una vomitata, diciamo, via. Non è stata una vomitata sicuro. Incrociamo le dita Della e... Cremonese. Ora ancora Simeone per Elmas. Politano ripiega anche con buon aiuto la Cremonese. Iscrivetevi pure al canale di Giorgio, vi raccomando. Là forse farò il bollettone di Casa Cono, così almeno andrete a vedere per forza un video e vedete gli articoli sportivi che offrono. Il palleggio ora più fluido del Napoli. Politano ancora di prima. Wow! Con anche Ma che sei scemo? si gioca anche se Politano è andato giù. Berezinski ancora. Sul culone ha dato a comitato. Comunque di esterno molto morbido. Simeone destro, respinto ancora da Hendrik. Si rialza a fatica Politano. 2 contro 2 i centrali contro Felix e Sasciù. Dombele. Olivera. No, è il canale di Che Calcio. Valeri. Buon aiuto. Palla lunga. Troppo per Sasciù. Adesso stanno controllando meglio la palla in profondità, no? Iscrivetevi anche là, Anche se sono 2 contro 2. che là non carica solo i miei video, ma anche degli altri che comunque collaborano con il canale di Giorgio. Elmas. Si gira Dombele. Ehi, lascialo, ti dà muoppete. Niente di me. Politano. Arriva Berezinski. Certo che lì, come si dice, che Del Napoli, ma la sensazione quelle labbra e i fianchi là su proprio cercare di ampliare il potenti. vantaggio, mettersi più in sicurezza rispetto a questo vantaggio minimo. Politano, rimpallo, Sasciù, parte Felix, veloce. Ferma chist. Bravo, bravissimo, bravo Angesus, bravo. Vai Napolitano, ma Non è un rete sicuro. Dieci minuti alla fine, Lobotka gestisce con Ostiga. Simeone si gira ancora sul controllo, poi in verticale per là. Pickel, contrasto sano con Elmas, entrambi hanno cercato il pallone. Vasquez, Io migliore sta partita, buon diavolo. aiuto, recede Lobotka, questa volta deve temporeggiare, fa fatica a recuperare. Mette con orgoglio, organizzazione e anche resistenza la Cremonese fino ai 10 minuti finali. Con qua Jesus che però può proteggere serenamente la rimessa dal fondo. Ovviamente con l'entrata di alcuni titolari il Napoli Lo so, dobbiamo andare là. praticamente
meglio, più ordinato. Ah, che bello quello che ha fatto il Ciolito. Dobbiamo andare a Salerno. Strepitoso anticipo volante di Simeone per la rete del sorpasso del 2-1. Chi hai visto che te ne su? Kim per Postigard. Ah, Kim. Questo dimostra Ma ci sono a mare, ma chi cazzo è? Invece, non l'hai visto che era Kim? Sciolio. qui incide il fatto che Ostergaard abbia giocato un po' meno e quindi tutti quegli scatti con il sottoposto che ora lo abbiano stancato un po'. Assolutamente sì, la partita è l'allenamento più stancante per un calciatore e quindi la forma la trovi giocando. Quando giochi poco, Passa sta palla. allora fai fatica. Anche Gianni Macchia per Henry, cambio offensivo per Ballardini che forse passa a 4 in difesa. Politano, dribbling, contro dribbling. Riceve da Berezinski, palla restituita, pronto il cross, deviato. Come vedi sto derby? Francesco, come vedi? Comunque sarà un derby combattuto perché è in Bali, è una finale, partita secca. Io penso che la spunterà l'Inter. Penso. Il Napoli se no gli deve fare 8, ma chi la bastano pure 2, bastano i 3 punti. Che quello è un lungo percorso per arrivare come Bergevin al grande calcio, passato anche Fabbia, forza Napoli, sempre. Aiutiamo sta pratica. Esterni in particolare. Dombele. Buon aiuto invece su Politano. Picker si fa sentire su Berezinski. Dombele, Anchissà, 1-2, palla al terzo. Politano, che è il quarto addirittura, perché c'era Dombele pronto a ricevere lì. Vantaggio e poi... Ma come che lo prima fai qua, poi parte la palla, poi... Ma va a fa un culo. È ancora in partita a 6 minuti dalla fine. Poi tutto il post partita, tutte le analisi su questo match, Monica Bertini, Fabrizio Ravanelli, Peppe Incocciati, i notabili Mauro Bergozzi e naturalmente anche le ultimissime sulla vittoria della Supercoppa italiana. Quindi sera su Canale 5. Le giovedì altre 3 partite di Coppa Italia, domenica sera, seconda strada Italia 1, classico approfondimento, pressing. Kim lotta con Felix, palla allontanata in Brava fallo Kim. laterale. Completa i cambi Luciano Spalletti con Zielinski per Elmas. Eh sì, un po' stanco anche lui, si è visto di meno in questi ultimi 10-15 minuti. Ma io, ma questa immagine qua, non riesco a conoscere il giocatore. Niente di meno, non avevo conosciuto che chi era Zelischi. Giuriamo. Questa immagine qua. Ma dite tanta femminile. Tutto rispetto, Oh, sta pure cinese o giapponese, chi è? Adesso è chi? A me non mi entusiasma, sinceramente. Infatti, sì, ma volesse... Non ho intenzione di prenderla, voglio essere sincero. Vasquez, lungo per tutti. Voglio però, io rimmelo sta pratica. Questa è una buona prova, apprezzabilissimo, è vero, di tutto il gruppo, insomma, l'allenatore nuovo che non ha potuto fare nulla in 2 giorni, però sai, ripeto, quello che ho detto all'inizio della partita, si riparte tutti da zero, quindi sia i titolari che le Ma io riserve comunque... dicono adesso è un'altra storia. È anche doveroso dire che pure nella gestione al Mini la Cremonese Comunque... partita fino alla fine, anche sabato era 0-3 col Monza e A me mi piace risparmiare, oh, fermo, il bravo. recupero con Napoli era 1-2 fino al 90esimo, quindi Questo non c'è dubbio, ma io parlo sempre che quando c'è una sostituzione di un allenatore, certo. cioè, la motivazione, la reazione
della squadra a livello proprio mentale c'è sempre. Pronto Zani Questa Macchia? maglia la regali a tua moglie per San Valentino. Oh! Oh! Ha pareggiato all'improvviso la Cremonese, c'è nato il Maradona, 2-2. E questo è un bel gol, un bellissimo cross. Non è stato marcato bene, però lui ha fatto un bel gol, l'ha piazzata proprio sul secondo. Ma come cazzo è possibile? Ma come cazzo è possibile? Stregato, Ah, ti visto quando non puoi tenere la cazzina mi segnala di gol? la grande Non è che... grandi prudenze, gol. Ai suoi esordi in giallo-rosso. Da lì il repentino titolo di A fenomeno. Ma come cazzo è possibile? Ah, ma come cazzo è possibile? I due subentrati rimettono in partita la Cremonese. Berezinski troppo molle, guarda, stava con Kim è stato superato perché stava più centrale, ma lì Berezinski deve sentire l'avversario. Mannaggia, un diavolo infame. Mannaggia, un diavolo infame. Mi fate parecchio, mannaggia, un diavolo infame. Quando sottovalutiamo l'avversario. E quindi all'orizzonte ora ci sono i tempi supplementari. Con il Napoli che dava la sensazione di essere consapevole che quel minimo vantaggio non era sufficiente per essere al sicuro, ha provato ad affondare, e però la Cremonese ha resistito, tutto sommato anche senza affannarsi, e poi ha colpito. Ah no, i supplementari no, però porca puttana, no. Il manager è faticato, guarda i supplementari, tutta sta palla Indio. Politano, ultimo tocco di buon aiuto. 1,5 all'avantesimo, poi sicuramente recupero consistente. Berezinski, dribbling. Politano, al centro sempre Simeone. Pronto il cross per Carnesi. Ma come cazzo si fa a far staccare chi le testa e chi le stanno in terra? Yeah, ma... Desiderato della partita anche per lo sforzo eventuale dei supplementari. Anch'issa. Ui Marco, buonasera a te. Vasquez. Zani Macchia. La lascia lì troppo morbido Sajou. Poi Anch'issa. Dopo il fallo su Olivera, vantaggio. Ballardini apprezza l'ingresso di Zani Macchia. Juan Jesus. Berezinski. Politano. Punta Valeri. Apre il campo Olivera. Subito Zani Macchia su di lui. 6 di recupero già Più iniziato. a mare, Dio. 6 minuti di recuperato. Politano, un po' di spazio per prendere velocità. Accompagna Berezinski. Tocco lento. Che Valeri non riesce ancora a proteggere per la rimessa dal fondo. Arriva Vasquez. Fallo in Ma tu cazzo ha visto sto fallo che gli non coppa sta zucculone? Vediamo. direi proprio di no. No, mi sembra che affiora la palla, sì. Ma chi l'ha chiuso in coppa la palla? Come cazzo ha fatto il fischio fuori? Chi l'ha chiuso in coppa la palla che ha lavato? Ma che cazzo applaudi? Non eri incoglionito? Diciamo. Qualche imprecisione nella direzione di Maria Sola e Federica Puti, partita non semplice da gestire per i toni agonistici che comunque sono rimasti sempre sostenuti. Lungo Carne Secchi. Sajou.
Mo stanno sempre adesso. Fallo è giallo per Juan Jesus. Mo stanno sempre adesso. Mo sti 6 minuti hanno fa passare. Il più nervoso del Napoli è quello che ha. Mannaggia la miseria, ma guardano un po' Camarosco. La volta c'è stata, ha passato la testa e però Si chiariscono i due, punizione per la Cremonese con buon aiuto e Valeri che sono molto bravi a calciare da fermo, destra e sinistra rispettivamente, in area Sajou, Vasquez, Picchier. Ma come cazzo è possibile? Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Buon aiuto, lungo per la respinta di Anghissà. Gianni Macchia, dribbling su Anghissà, tutto corto, non si completa lo scambio con Bianchetti. C'è Olivera che riesce a trovare Lobotka e poi l'accelerazione splendida. È quando ammonisce il logo. Punto da Mete. Giallo anche per il trequartista ex Benfica, in prestito da Benfica ha fatto, e Milan tra le ha altre. fatto una partita di grande sostanza, per dire, ha dato anche qualità e quantità. Ma E quindi l'ha sprecata bene questa munizione, perché lo Botta sarebbe andato via, avrebbe creato una superiorità numerica. mannaggia morta puttana. Ma tu guardi un po' Cameron, guardi un po' la miseria. Zielinski, lungo per Kim che però vede all'ultimo il pallone perché Vasquez comunque gli salta davanti. Si riparte la carne secca. Sì, questa palla un po' buttata, quando magari aveva lo Botta lì poteva fare un 2 contro 1. 3 minuti e mezzo ci sono passati. Però Ancora no. c'è tempo, ci sono ancora 3 minuti. Ma che bravo Marco. No, vabbè, ma in modo pure come mi ha pigliato sto gol. Proprio in difesa, in difesa, in difesa niente di meno. Hanno fatto staccare di testa a quello senza saltare né. Ma aveva piacere. Lobotka, preceduto dall'intervento senza fallo di Sajou. Avanza Valeri, recupera Ndombele, coccolato per Gianni Macchia. Al centro Sajou, cullato Felix, arriva anche Sernicola, c'è anche Picca che invade l'area. Il cross per lui, anticipato da Juan Jesus. Ancora a terra Lobotka e Bianchetti mette fuori su indicazione anche di Meite. Il fischio del Napoli, dei fischi dei tifosi del Napoli c'è un po' la paura e il timore che lo Botta si sia fatto male. Vediamo. Sì, perché Oh no, la Lobotka no. poi sul terreno. Sì. Lobotka no, porca puttana, no. Lobotka no, porca troia. Fatica a rialzarsi Lobotka. In teoria 45 secondi ancora da giocare nel recupero, ma c'è stata anche questa interruzione, quindi vedremo se verrà prolungato. Hanno romano ragazzi, mucca, hai detto bene. Se Lobotka può continuare. Però mamma mia. Mamma. Che palla, mamma l'arc, mamma l'arc. Si riparte con la palla che viene riconsegnata alla Cremonese. Evidentemente Federico Acuti aveva fischiato prima che i giocatori di Ballardini mettessero fuori spontaneamente il pallone, quindi ne erano in possesso e giustamente gli è stato riconsegnato. Rientra Lobotka, palla lunga per Felix che va al destro. Qui non rende merito alle sue qualità anche di tiratore. Juan Jesus, Olivera si
continua anche oltre il 96esimo. Meret per Kim. Poi per Juan Jesus. Guarda, stanno facendo i passaggi proprio perché supplementari, visto? Sanimarca su Olivera. Velo di Domenech su di lui Sernicola. Altro cartellino giallo. Sette ammonizioni nel corso di questa partita. 4 giocatori ammoniti al momento in campo. Lobotka all'indietro per Kim e Juan Jesus, l'ultimo pallone dei tempi regolamentari. Napoli e Cremonese vanno ai tempi supplementari. La Coppa Italia si conferma piena di insidie anche per le grandi e non risparmia nemmeno il Napoli delle meraviglie che dopo aver travolto la Juventus è costretto ai tempi supplementari dalla Il Cremonese. Napoli delle meraviglie, magari chi sto qua. Protagonista di una grande prestazione finora. Super spot. Mannaggia, voglio mannaggia. Fin dai nostri Che miseria, mannaggia, cavolo un po'. Ma va piacere, Thomson Item da 249 euro al mese solo con rottamazione e con bonus statale, finanziamento superiore plus. Sentiamo Spalletti. Ma poi, Righi, no, il 14 febbraio ci ho nato un po', nato un mese. Nato un mese, oggi è 17. Ci ho nato un mese. Che cazzato fate a fare sta macchina? Oggi eravamo... Per i suoi giocatori, tra un attimo torniamo e analizziamo anche queste parole con Andrea Agostinelli. È ufficiale, sta macchina non mi piace. Dare stabilità e Non mi serenità ai suoi. E tra poco per i tempi supplementari. È ufficiale, ma come cazzo si può fare? Mannaggia, miseria, mannaggia. Abbiamo sentito il bisogno di muoverci e continuiamo a trovare modi per farlo sempre meglio. Che sia fare un passo verso un mondo più sostenibile, che sia scegliere lo stile Mannaggia, e godersi le performance senza rinunciare al design o allo spazio. Siamo qui per farti arrivare lontano. Let Hyundai Power New World. Tucson Item da 249 euro al mese per 36 mesi solo con rottamazione, eco bonus statale e finanziamento Super Hyundai Plus. La semplicità è leggerezza, è libertà. Per questo crediamo in soluzioni che rendono più facile e libero ogni tuo movimento, per le tue scelte di oggi e quelle di domani. Ho detto anche da un mese prima la metto. Sì, ma infatti... Ah no, ma fa piacere sta maglia proprio. L'olio shampoo con azione antifurfore immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio, Restive Oil 100% liberi dalla furfura. A prova di bacio. Allora, abbiamo visto Andrea Agostinelli, il linguaggio del corpo molto sereno e controllato di Orlando, meno male le piglie, ma è chiappa sti gol all'ultimo è tutto, chi lato che si è dormito guardare quando si staccava, ma è normale che dovete pigliare, grandi meriti. La Cremonese, con chi ce l'aveva Spalletti secondo te e che indicazioni sta dando Palladini ai suoi? Allora, c'era Orlando non è sto dicendo che non vinceva, però si supplementare non ci azzecavano proprio. a dialogare con Bernardeschi. Lui vuole che Politano si porti in mezzo e venga a fare quasi il trequartista, cioè dall'arco venga in mezzo perché sennò sono 3 giocatori. G.O.A.T. In mezzo deve tagliare dentro. C'è una lettera. Avete visto anche Ballardini che diceva ai due attaccanti, Felix e Sajou, Meno male che Cavaschello, Rozzano, Lorenzo non giocheranno proprio. Perché? Se ti fosse Rai tu, Tutti e due nello spazio e mai tutti e due in conto. Gabriel, ciao Gabriel, un abbraccio a te fino al Canada. Sempre meglio avere gente che Maronna fa spazio, Carniero, guarda. prende la palla sui piedi, quindi due capitani, ora Meret per il Napoli e È solo che sto ragazzo pure Cremonese. devono giocare. Sì, questo sì.
questo è vero, sono d'accordo perché comunque i ragazzi vanno. da gestire anche sul piano della Ma chi era che non ha staccato di testa? Chi è che stava che non ha staccato di testa? Chi era? è sempre stata vicino all'azione, Mica era Olivera. adeguate e ora ci sono altri 30 minuti. Però Il calcio è bello anche perché quando fa entrare i titolari la squadra avversaria pareggia, no? Vero. E quindi fortunatamente è bello per questo anche questo sport, che nulla è mai scontato, quindi adesso No, ma quello non era uscito già. ancora 2 tempi supplementari, è dura per tutte e due le Quello che è arrivato dalla Sampdoria. c'è ancora un Ma cambio. non era uscito già quello. Perché c'è un cambio in più con i tempi supplementari, quindi teoricamente può entrare Osimhen nel Napoli, nella Cremonese a disposizione sono rimasti Milanese, centrocampista, e Aiku, difensore, come giocatori di movimento. Dovuto cazzo mucco, Palla sono lunga dovuto. per il colpo di testa all'indietro di Lobotka, che si è ripreso dal problema alla caviglia sinistra accusato nella parte finale dei tempi regolamentari. ecco, vedi qui, Berezinski anche sa, capito? Ecco Politano. Ui, Può puntare Vasquez. frato mio, Adamo Fucci. Arriva il cross comunque di Politano, respinto centralmente da Zanimacchi. Allora, vorrei che porto fortuna ma segno no. Può rigiocare su Politano. Oh signore. Zielinski vicino a Simeone in area. Scambia Politano con Anghissà. Berezinski. Non forza il cross. E Ballardini dice i suoi su. Avete visto prima anche il suo vice storico Carlo Regno. Colloquio tra l'allenatore Romagnoli. No, tranquillo, tranquillo. Tranquillo, Robè. Però si definiva più timido e Madonna, che nervatura all'87esimo mi ha pigliato il gol. esuberante. Ma che si è dormito chi? Mannaggia, già morta troia. Vedo che ancora Zelinski non è entrato in Ti partita, piglia la frega, porca puttana. un po' svogliato. Eccolo qui, provare a disturbare Meite, rilancio di Valeri. Felix lo contiene Lobotka. Oliver, Sempre Forza Napoli. Giuseppe. si gira sul controllo anche Sa. Politano. Elastico di Zielinski, non c'è spazio per servirlo però. Doppio scambio Politano anche Sa, difficile. Buon aiuto. Controlla bene, poi cerca in profondità inserimenti di Pickel, palla un po' lunga. Ah, boh, certo, normale. Quando si fanno le critiche è perché sono costruttive e mai Grande sacrificio distruttive. sotto questo profilo, anche tatticamente, insomma, Come diciamo, quando si critica la squadra, a volte non gioca bene, oppure quando ci sono stati dei momenti è come se tu stanno aspettando di andare a calcio di ti rigore, appiccichi la innamorata, se non litighi l'amore non è bello, se non è, veramente una lotteria. non è litigarello, sono critiche d'amore, esatto, esatto. Spinto per un attimo Vasquez, poi Bianchetti. Fallo su Politano. Quindi si ripartirà con calcio di Mannaggia la miseria, ma sto ancora a pensare a quello che mi ha pigliato, ma non lo sa anche chi va a muoppere. sesto ammonito della Cremonese. Bravo, ma perché mi fa 2 gol per forza? No. Perché mi fa 2 gol? No. Oh no. Che si 2 gol? Anghissà controlla male, quindi buon aiuto. Accompagna il velocista Felix. Il tocco è per lui, arriva anche Pickel, ma Anghissà rimedia il suo Vai, facciamo questo contropiede buono. Ecco Ah, Lobotka. allora botti, che un posto buono, ah. Serve anche la sua incisività. Palla troppo ampia, troppo larga rispetto alla corsa di Simeone. Ma che fa? Credo che possa servire Osimhen, vedo anche un po', Non ci vedo un credo. po' stanco.
anche lui, no, parlando del discorso prima, no, quando Ma come arriva la notifica? ti tocca giocare 90 minuti, no? E anche poi supplementari, comincia non hai la condizione dei titolari, questo è poco ma sicuro, quindi adesso lo sta soffrendo, visto anche nello scatto precedentemente che è arrivato in ritardo, lui che è tutto Ah beh, questo sì. Gianni. Certo, c'era una grande complessità psicologica da parte del Napoli. Buonasera a te Gianni. L'ultima in classifica dopo la Stiamo prestazione giocando male perché non ci sono i giocatori fuori. Lo so. Invece era la rivale che generava tensioni senza alcuna necessità di crearle. Forse Spalletti ha provato a cambiare molto proprio per motivare tutti i suoi. Appunto l'ingresso paradossalmente di alcuni dei titolari non ha poi permesso alla squadra di blindare il vantaggio. Berezinski spalle alla porta, Mo' c'è sta partita. prova a girarsi, scambia con Politano, respinge Vasquez, poi protegge Meite, resiste bene 2 volte. Ma uno dei migliori, Meite. Veramente è stato un centrocampo fortissimo. Guarda un po'. Quanti cambi ha fatto? Pare che ha finito i cambi. Si è alzato dalla panchina Victor Osimhen. Saju. E Michele sta di là. Anghissà su Felix, fallo in punizione per la Cremonese. Quindi i giocatori che sono entrati dalla panchina della Cremonese rispetto a quelli del Napoli hanno fatto più la differenza. Un paradosso, È un paradosso, ma è la realtà. Cioè, hanno dato molto alla squadra, cosa che invece i titolari del Napoli meno. Buon aiuto potrebbe toccare per Valeri. Addirittura la ricerca del tiro in porta. C'è praticamente barriera. Arriva il sinistro con doppia deviazione Zielinski Lobotka, poi Politano, buon aiuto, fallo. Diciamo se ci stanno a Cirene. Mamma la Maronna che è entrata, mamma mia. Siamo già a metà del primo tempo supplementare. Bravissimo, dice Ballardini, a buon aiuto. Juan Jesus, Lobotka sul velo di Federica Putti. Recupera Valeri. Carne Secchi, su di lui Simeone. Rilancio lungo sulla terra. Controlla. Supplementari? Sto in diretta. Tu che eri tu? Supplementari? Sciametto, tutto. Non ha fatto secondo gol. Non ha fatto secondo gol. Niente, stai solo su come c'è il chiamone che hanno fatto sus. Saluto cosa. Chi? Chi? Non giustifica i nostri elogi. Chi mi saluta? Quello che ha fatto in Io? questa prima parte di campionato. Grazie Gianni. Chi è che mi saluta? Una situazione potenzialmente pericolosa, ma Lobotka sta faticando. E Come qua? raramente gli è successo Papà, nel corso di questa sua chi è che mi saluta? incredibile stagione. Eh? Chi mi saluta? Francesco di lui. Dato dalla precisione No, dei compagni, salutami. per la verità. Felix. Vabbè, la Domi, di la verità, avresti mai pensato Quindi che proprio anche dal viso, No, dalla no, no, che ha giocato 20 minuti, sembra che stanchi. Questo vuol dire poca concentrazione, no? boh, ma la Coppa Italia, Sull'allenamento. E non
La Coppa Italia, allora, ho visto l'ampio turnover, si sapeva, si sapeva. La portò verso la porta del Torino, intervento di Sernicola, secondo giallo rosso. E chi ne stanno, ci stanno accedendo, stanno facendo solo fallo. C'è sta che poi chiappano uno che però più ammoniti, ci stanno accedendo, ci stanno massacrando, dove sangue chi va morto. Ci state massacrando. Arriva anche Olivera. Il buon sudamericano non disdegna la battaglia. Ma ci stanno accedendo, che caspita. Ecco, Ah, hai visto? Sì, 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 non si era Ecco. visto. E il piede gli monta sopra, guarda, guarda. Oh, oh, Secondo giallo, sì, sì. Ma sarebbe stato mamma mia, che sta cattiveria. la doppia munizione, però Che cazzo. questi sono errori Ah, mo fa entrare dei Osimhen. giocatori. Ma che ho fatto Rasimò, Osimhen? Con VAR. Eh? Si Ho vede fatto Rasimò, Osimhen, E 900esimo. quando ha fatto così? Al 90esimo? Sì, dammi supplementare. Saccio, vedi che... Osimhen che gli viene Perché ha fatto di Trasino? sistemare i calci piazzati contro corner, posizioni laterali, nella posizione che lo staff dice. Molti si spiegano. Non periodo veramente sta proprio passando in mezzo campo, mo. Già si è spumbato. devi dire? Ha bisogno di dire qualcosa, questo è quello che ci si chiede. Sì. Ma ha fatto un fallo esagerato. Chi non Belè? Quando esce un giocatore o un altro, sulle palle inattive contro, più che quelle a favore, dove si deve piazzare? Vai Osimhen, vai Osimhen, vai! La nostra partita per me finisce ai rigori. Eh? Cioè, il presentamento finisce ai rigori. Non segniamo. Ma mica non fa ciucciuetto. Ma è sensazione. Guarda che c'è un bel portiere alla Cremonese. È forte questo portiere. Simeone pure ci sta. Sì, ha lasciato due attaccanti. Eh? Ha lasciato due attaccanti. Che se per questo ci abbiamo tutti pure tutti i rigoristi in... Zielinski e Ma Olivera. tu guardi un po' Cameron a me supplementare con chi? E passa Juan che riserva, sta Juan con Oliveira. Che pretendi? Oliver. Olivera, morbido, Osimhen, primo pallone. Oh! Oh, nascita bomba! Incredibile palo di Simeone. Osimhen Ma... ha dato il gol al primo pallone giocato della sua partita. Secondo me stai facendo già gol. C'ha morto. Una gran parata qui Carne Secchi, sul colpo di testa di Osimhen, che ha salvato veramente il risultato. Poi è stato sfortunato sul palo, chi era? Simeone, incredibile, guarda. Ecco Politano, cross lungo proprio per Simeone, che riesce ad agganciare, cerca Olivera, Meite. C'è un po' più di affanno per la Cremonese, chiaramente. Guazzi, 10 palo. uomini, adesso sarà portapasso fino alla fine. Napoli deve girare, adesso avendo Osimhen può mettere i palloni dall'esterno dentro, più che prima. Kim. Politano. Resta in avanti anche Berezinski. Contro Zielinski, servito. Lobotka. Kim. Con pazienza elabora la manovra il Napoli. Liberato a cross Berezinski, in realtà torna da Politano. Zielinski. Buona aiuto, respinge. Brutta palla di Zielinski, proprio entrato o no, demotivato.
Speriamo no. Cosa? Berezinski, Cosa? sulla corsia c'è Politano. Interviene Vasquez, regolare su Simeone. Beresischi ha giocato tutta la partita, il nuovo. Il nuovo ha giocato tutta la partita. Chi è il nuovo posto di Lorenzo? Per lui. È E anche bravo. lì se ne un po'. Osimhen, gran colpo di testa e poi Dalla Paolo Traversa ha fatto. Se l'è mangiato, palla traversa, pigliò. Mannaggia, palla e traversa pure. davanti, incredibile. Osimhen prende il tempo, il pallone, lo spazio a Vasquez e poi Come su? Ma ma che sta stupido? Ma che ma che ma che sei scemo? dell'arbitro che ha espulso sempre Ma che sei scemo vero? un fallo imprudente che ha portato al secondo giallo. No, Turno di recupero. Si gioca ancora per Ma che è 45 sto secondi verde? con Berezinski. ah, che lo In cagli area sì. lo chiama Osimhen. Politano può rientrare e cercare il cross, in realtà invita Berezinski. Ma è forte Beresischi. Difficile però. Ha chiuso bene Valeri con l'aiuto di Né né carne né pesce per me. Diciamo la verità. È un uscente. È Eh? un uscente. Per me non mi ha convinto. Dico ci starebbe come sostituto. Poi Jesus resiste a Zani Macchia. Ah, lo so, vabbè. All'indietro Vasquez. Con difficoltà fisica anche il difensore messicano. Resiste la Cremonese anche in 10 nella parte finale del Devo primo prendere tempo. supplementare. Differenziale ancora 2-2 Ma tu guardi un poco come. Ma a me è mai possibile. per Ma è mai i possibile. calci di rigore. Ha preso palla. Di Bianchetti. Tu falli in quella Ha preso maniera. palla. Eh? Hai visto? Ha preso palla. Ma a travolta, è gioco pericoloso. A travolta, mica è chiuso un coppa la palla, sì. Però a volta ha scaramandato l'uomo, è chiuso un coppa la palla, sì. Però la roba bella è quando arbitra una donna. Ad esempio, sai qual è? Che se ad esempio pure i giocatori, no? Si ribellano con l'arbitro maschio si ribellano un po' di più. Invece Sì, la femmina non dà. È vero. È vero questo fatto, non sembra come se fossero una suggestione, no? dalla propria squadra, ma in tutti i suoi giocatori, non solo quelli del primo tempo. wow, con pace San Valentino, frate. Sentiamo. Detto in inglese siamo uno in più, ricordiamocelo. Ma chi l'87esimo, chi lo capirucco, ma si zumbava, no? Chi lo capirucco. A Bologna, Ballardini. Oliver, per carità, Oliver non c'è male, perché già mi visto pure io. Ma prima partita lo guaglione. Né di carne né pesce, a me la prima partita Senza non non. ha fatto proprio niente. Che ha fatto? Niente. La cagata ha fatto all'ultimo tocco. Guardando con Che sta cagata, sì. Ma ha fatto schifo. questa partita perché attende Tutta durante la partita non ha fatto niente. avversari nei quarti di finale di Coppa Italia nella parte del tabellone in cui ci sono anche Fiorentina e Torino. Dall'altra parte qualificata l'Inter che troverà la vincente di Atalanta Spezia e poi Lazio, Bologna e Juventus Monza, i cui vincenti comporranno l'ultimo quarto di finale. Ma la Cremonese, giustamente, Gianni, poi. La Cremonese sì ha fatto il suo, perché la Cremonese ovviamente, che è la squadra titolare. Jesus, Noi, bravissimo, riesce ad ammortizzare ovviamente, poi avendo 3 competizioni, su Felix che anticipa Zielinski e sbatte sulla bocca. E questo Era sembrava fallo. questo pure era fallo contro di noi. Diciamo che la Sta facendo. Però da una parte fa bene, sincero, perché in Premier League si corre molto di più. gioco fermo perché Felix resta giù. Qua si è proprio fumato proprio. Questo è
fallo d'ostruzione, non c'è cattiveria, non c'è nulla, però il fallo qui c'era. O fallo ci La sta. Roma, la Cremonese, Sì, però molti falli alla fine l'ha lasciati correre perché alla fine, secondo me, Noi questo non qui è- rigore non c'ha dato. andrebbe No. al club Il primo tempo. Ci stiano un rigore. titolare in questa stagione per Felix. Ci stiano un rigore quando è una cosa. Ci stiano. Seconda rete in Perché comunitaria perché si è andato un gol. Eh? O primo gol alla fine forse era fallo. Si Non lo so. riparte con il Napoli in possesso come al momento dell'interruzione del gioco da parte dell'arbitro. Qua Jesus. Vediamo se il Napoli riesce a sfruttare l'uomo in più come ha chiesto i suoi Spalletti. Juan Jesus. Lobotka pressa la Cremonese. Avete visto che è uscito Zanimatti con Piquet. Meite segue Zielinski, ancora Politano che deve accelerare però quando riceve palla sempre da fermo. Ora serve Zielinski. Berezinski. Politano esce dal fuorigioco e dalla linea difensiva avversaria trova splendidamente Zielinski. Tocco arretrato per Simeone. Ha chiuso ed esulta. Pickel e poi Meite guadagna il calcio di punizione, certo mettendosi nei panni anche di questi ragazzi che arrivano da tante partite giocate appunto fino agli ultimi minuti, restando in partita ma poi sempre o quasi costretti a soccombere. C'è da comprendere quanto sia importante anche dal punto di vista del morale, no? Anche intervenire su situazioni come questa. Si dice che vuole che non è pervenuto. Ma non c'è dubbio perché, ripeto, intanto Cos'è? adesso entra un difensore, sì, al posto di un centrocampista, sarà una linea. Secondo me stiamo sotto, Sì, è sicuro. sottovalutando la Cremonese. Anche. Però c'è anche da dire che abbiamo fatto proprio ampio turnover perché comunque tra campionato, coppa, Non puoi dire Champions perché Champions ancora la Juve. qui Fabio, grazie, idem. Fanno le diagonali, quindi vedrai una linea di 6. Vediamo se sarà così. Vedi, infatti segue, ci sono 4 centrali in questo momento. Zanimatti è centrale con Meite. Assolutamente sì, sono 4 centrali, ma guarda, e di là lo segue. Sì, sì. Zielinski. Osimhen, Olivera in difficoltà. Felix, Saju. Felix accelera, prova a limitarlo anche sa. Arriva Zanimatti alla chiave dello spazio Saju. E è partito al limite del fuorigioco. Sì, sì, sì. Al limite, Steve Rui metro. Tempo se giocare perché ecco. Sembrava che Rui metro no, ma c'è Steve. la telecamera però sembrava fosse oltre. Dai. Berezinski, 10 e mezzo alla fine del secondo tempo supplementare. Avanza Anghissà. Deve giocare molto largo il Napoli, deve andare sugli esterni con un livello. Berezinski è molto stanco, devo dire perché, però Non ho capito che hai scritto, io sei. Misurutto. Anghissà. Ma ci vedo. Berezinski. Cross un po' lento. Osimhen appoggia il pallone. Però a me nei cross e mette buono. Mm? E mette buono a me nei cross. grosso, Sì. troppo alto. A me nei cross troppo fa lento. buono. In area di rigore c'è tanta densità, bisogna andare in velocità, mettere le palle Guarda, veloci in mezzo, allora va bene, ma così è difficile, eh? non vorrei sbagliarmi, ma è il capitano della Sampdoria. Quando hanno Kim. Boh, 28, continuiamo. 28, non lo so. Recupera Politano. Buona in tutto. Valeri Meite. E guadagna sul rimpallo su Berezinski. Capitano della Sampdoria è Quagliarello, ma Quagliarello sta sempre qua. No, Quagliarello migliore. No, non è Quagliarello. Non è Quagliarello capitano.
Eh? Il capitano non è più Ah, Quagliarella. è scritto De Lu. No, Quagliarella manco gioca più. Non gioco più. Andrea Agostinelli Un massaggio a Waller. Rivera, poi la fanno occhio al gol di buon aiuto che calcia sempre in maniera pericolosa. Non ha fatto un gol. Chiama proprio la protezione Meret. C'è anche Bianchetti lì, scivolato buon aiuto. In area Saggiù Ma c'è che anche fa? Aibu, È scivolato. in testa, oltre a Vasquez. Ronaldo Felix, ecco la battuta, Meret prolunga proprio su Felix. In area resta Aibu. Felix contro cross lunghissimo, era ancora giocabile. Meite ha respinto Anghissà. Simeone fermato da Zanimacchia con un fallo, vantaggio. Si riparte da Juan Jesus, scorre inesorabile il cronometro per il Napoli. Ah, volevi sfruttare sto vantaggio? La Come vantaggio, no, madonna mia. Quagliarella sta un infortunato. gol che eviterebbe i calci di rigore, ma la Cremonese l'avete visto comunque ogni tanto si ripresenta minacciosa anche nella tre quarti avversaria. Politano va da solo, dribbla anche Kim, il cross per Vasquez che respinge su Zielinski, ha paura di intervenire Meite per evitare qualsiasi problema, si sposta addirittura. Poi Olivera fermato da Felix, generoso e attento anche in fase difensiva, scambia con Zanimacchi e poi allontana il più possibile. Va bene, dice Ballardini ai suoi e poi chiama fuori la linea difensiva guidata da Matteo Bianchetti. Lo spartita con Ti rischi pare che veramente è trasuto con la Waller. vigilia della Supercoppa È italiana. trasuto. Sera Boh. l'esclusiva assoluta alle 20, calcio d'inizio su canale 5. Se ne parlerà lungo anche in pressing domenica in seconda serata su Italia 1. Avanza Aibu, fermato bene dall'austriaco Olivera. Con Aibu che poi arresta la sua corsa. Resta Bravo, bravo, bravo. Chissà che allarga per Osimhen che precede Bianchetti che si appoggia sul Ah, e chi dà morto, manco calcio d'angolo, cioè. È riuscire per pigliare. Lobotka. Non posso perché altrimenti mi si blocca la live. Il Napoli sempre Ma con questo è pazienza, troppo che è, evitare di Ti forzare faccio vedere la le partita. di affidarsi ma poi sta in coppa alle canale palle 5. in Che è area un solo per la canale testa 5? No, però non c'è secco niente, è sempre copyright. Centra bene Politano, può caricare il sinistro, Carne Secchi, Simeone. Esterno della rete. E la No, posizione Era fuori gioco. era pure fuori gioco. Vabbè, lo sapeva che era fuori gioco. È stata Là. una delle poche volte in cui Politano ha puntato magari e è riuscito a superarlo. Vediamo. Sì, forse nel fuorigioco manda calciato. Non si vedevano tutti i difensori e tutti sì. i giocatori della Cremonese, quindi era difficile dirlo. Sì. In ogni caso aveva calciato sull'esterno della rete. Juan Jesus sul buon aiuto per Meret. Berezinski, 5 e mezzo da giocare. Ultima energia in questo secondo tempo supplementare. Politano. Lobotka un po' di spazio. Zielinski è un tiratore. Non glielo concede però. Lo spazio per calciare Aibu. Juan Jesus, Kim, largo per Berezinski. Pronto al cross basso anche Mamma mia! Passo lungo di Anghissà. Osimhen era dietro solo, però chissà che deve fare. Chi è arrivato sui piedi tira. Però guarda come si vede. No! Eh, E così, ma che cazzo da visto l'Atletico? Che cazzo ne sa visto? Chi l'ha tirato? Il compagno non può sapere che è arrivato sui piedi davanti alla porta. Non può lasciarla. E ora in un clima da FA Cup la Cremonese Ma sta facendo sta pioggia. cerca di resistere in questa sua serata da potenziale giant killer da Mazzagrandi. Nonostante si giochi in territorio avverso con un pubblico che nonostante questo maltempo che incombeva sulla serata e si è ripresentato dopo la giornata già commentata a Napoli. Ma cazzo io, oh. Ma chi le bascia? Però la Cremonese resiste con
fermato anche dal doppio palo di Simeone, sponda di Osimhen, Zielinski non supera in tunnel mete, quindi buon aiuto. Recupera la vodka su Sashu. Zielinski ora più presente nella manovra. Oh, In totale il Napoli ha percorso 144 km. Politano accompagna Berezinski, cross con l'esterno, respinge Vasquez che prima era in ginocchio, grande difficoltà fisica, ma anche questo aspetto va lodato. La gestione di Albini ha dato a Ballardini, almeno per quello che si è visto stasera, una squadra che ha resistito anche fisicamente, al di là dei cambi, per 117 minuti ormai, più recuperi. Avanza Politano, si accentra ancora, non ha spazio per calciare però. diciamo che stanno proprio chiusi proprio. Stanno pochi spazi. Ma loro puntano sui rigori. Bene per Napoli, cross di Kim per Anchisa che aggancia bene, poi sinistro di incontro sul fondo. Sì, però qualche volta quando si va sull'esterno bisogna metterla questa palla. In area territorio ci sono 4-5 giocatori del Napoli e quindi con Osimhen, anche se è ben munita a livello di gioco aereo la cremonese, ma bisogna metterla, se no si fa un'azione magari ogni 2 minuti e c'è poco tempo magari rimasto. Il giro di carne secchi con la cremonese in 10. Avanza Felix, fermato bene da Olivera che poi ha subito fallo. Olivera come ha giocato? Buono. Eh? Olivera ha giocato buono. Magari, sì, ma che ne sa sempre fatta la partita poi. Avanza anche Kim, Berezinski. Ma secondo te è più forte di Mario Per Rui? di prolungare per Kim, guardate il fallo laterale. Poi secondo te è più forte di Mario Rui o Olivera? Politano protegge il corner. Corner per il Napoli. Ma ragazzi, io... Tutti dentro, arriva anche Juan Jesus. Oltre a Kim. Primo palo Berezinski. Politano proprio per il polacco. Quindi Simeone. Sul muro. Ha respinto Saju. Lampi e Tuoni. Sul Maradona. Mamma mia, che cazzo sta succedendo? Non si vede manco cazzo. Anchisa. Addirittura di tacco anche lui. Non sembra il momento per giocate di questo tipo. Berezinski, il cross. Oh sì! Mannaggia! Hai visto a metterla dentro qualche volta in più con un giocatore come Osimhen, questo bellissimo. Guarda, pam! L'aveva spiazzato, Era fermo il portiere. Quanta acqua. Immagine veramente incredibile questa proposta dalla regia internazionale di Giorgio Galli. Ma là sotto è coperto. Di Osimhen. È tutto fatto Due così. avversari. Tranne una cosa inferiore, c'è sta chi lo tratta innanzi qua che Maradona. con lato inferiore Ci sarà si recupero. sporge più fuori, stanno i sigillini che poi chi lo so. Avanza. Però la dico per coperto. Recupero. 2 da giocare ancora. Cremonese in 10 dal 10° del primo tempo supplementare. Quindi da una ventina di minuti. Pronto il lancio profondo per Osimhen che non riesce a liberarsi di Bianchetti, ma c'è ancora Politano. No, Polità! In verticale Sashu. Si è girato bene. Poi profondo, buon aiuto per Meret. 1,5 da giocare ancora. Juan Jesus. No, i rigori non giochi. Giochi i rigori. Olivera sul turno di Zielinski, poi il cross respinto ancora da Meite, ben piazzato. Non giochi i rigori. Su il 2-2. Al termine dei tempi regolamentari ormai. Avanza Politano sul tocco di Berezinski, si accentra Politano, poi in contrasto la tiene, su buon aiuto. Kim, lungo per l'inserimento di Anchisa,
fermato la Vasquez, Berezinski, Politano, Anghissà, posizione da verificare, arriva il cross, così viene anticipato da Ilu, poi Berezinski, Anghissà, assedio totale del Napoli, altro colpo Però è di tacco. divertente vedere che quando una squadra attacca del tutto, proprio... Anghissà e Politano, Guarda chi... fase invece di grande lotta con Politano. Ehi! Napolitano. Guarda la maglia dell'arbitro! Incredibile questo finale di partita. E dopo i fuochi alla fine di Juve-Napoli, fuochi d'artificio di Napoli-Juve, qui ci sono i tuoni invece. La Cremonese è proprio storica, veramente una partita incredibile di intensità. Non poteva chiedere meglio Ballardini questo rientro. Rigore. E si deciderà tutto ai calci di rigore, l'ultima in Ha finito classifica di piovere. in campionato, la Cremonese con Ballardini con 2 allenamenti appena porta la capolista Napoli 40 punti più in classifica in campionato ai calci di rigore, resistendo anche in 10 nei 20 minuti finali dei supplementari. Torniamo tra pochissimo per i calci di rigore per sapere chi si qualificherà ai quarti e affronterà la Roma. Non si può vedere un Cremonese Roma. Non si può vedere un Cremonese Roma, dai. Zero compromessi. Opel raddoppia di incentivi, corsa il tuo con anticipo zero da 149 euro al mese. I ragazzi usano un po' l'asciugamano e diventa ravvicinabile. Ecco Come me la fa? uso del nuovo Mo c'è ansia. così il nuovo capo resta. A me i rigori non mi hanno mai piaciuto. Dai, parameretto, dai, parameretto. Chissà chi lo fa battere il primo rigore. Prima il rigorista era Insigne. Non ho mai, ora non ho mai capito chi è il rigorista. Mi sa Zelischi. No? Io da quando è andato via Insigne non ho mai capito chi è il rigorista. Giro, Da quando è andato via Insigne non ho mai capito chi è il primo rigorista. tutto uguale. Mamma mia, i rigori è un'angoscia, mamma mia, la Cremonese, voglio, mamma mia. È arrivato il momento di cambiare. Purtroppo, allora, voglio, non possiamo nemmeno, Fai la mossa giusta. non possiamo nemmeno, Scegli il Peugeot 208 e 2000. eh, Gli statali rottamazione da 130 non possiamo nemmeno troppo polverizzare, come cazzo si dice, Spalletti, perché sì, io ho fatto tanto turnover, tanto. Però aiuto, c'è sta pure un campionato da pensare, Champions. Bello sapere su chi contare. Mannaggia. Che poi se mettete tutti i titolari qua, sta partita la vinci 5-0. Poi quando si mette appena entrata alla 3 secondi si deve fare gol. Dopo l'eliminazione del Milan contro il Torino, dopo la sofferenza dell'Inter portata ai supplementari dal Parma, anche Pasquale il Napoli, Morsilli, lo so, Pasquale. Coppa Italia piena di trappole per le grandi, costretto ai calci di rigore dalla Cremonese. E ora vediamo le indicazioni di Baldini, assistente di Luciano Spalletti ai calciatori. Ma bisogna veramente fare i complimenti a questa Cremonese, perché insomma fare questo tipo di partita a Napoli, tenere duro, bene, voglio dire, quindi Va, fammi ansia così, smetti. sopra di quello che pensava Oh, sicuramente Ballardini. per venire ansia, smetti. Avanti, la tengo già. Ci capite? Tu la metti qua a me. 25 anni per Meret, 22 per Carnesecchi. Ragazzi che, come vedete, sono amici e si salutano, comprendono naturalmente il momento di entrambi. Che comunque vale di una squadra molto unita. Aspetta, meglio come sus. Beh, ma basta pensare alla Salernitana, no? Aspetta, fammi Quello che fare ha la potuto voce. fare non tanto tempo addietro, sembrava spacciata, quindi loro ci devono credere, no? E prestazioni di questo genere almeno ti fanno sperare
che tu il gruppo ce l'hai e che Politano. può anche succedere perché il campionato è ancora lungo. Politano di Politano, fronte a voglio. Carte Secchi. Inizia dunque il Napoli. Già. Si arrabbia Politano perché Federico Caputi fa spostare il pallone più vicino al dischetto. Certamente questo non aiuta il calciatore. In corsa arcuata, sinistra. Sì, sì. Sotto la traversa. Sì, Sì. Ma lui Sì. ha sbagliato ultimamente, no? Sì. Calci di rigore, sai, andava Sì. avanti. Dopo che l'hai sbagliato ti assicuro che psicologicamente vedi anche la reazione, no? Emotiva anche di Politano. Ci sta. Vai, Meretti. non è retto. Vasquez Vai, di Meretti. fronte a Meret. La butta bassa a sinistra, dico del calciatore, bassa a sinistra. Sinistro anche per lui. Ah. Spiazza il portiere. Ha tirato bene. Retto, forse qualche po' di un individuo. Tutto sempre andato in un palo, non è che qua un individuo. Va, se tu guardi il giocatore, il 90% prendi gol. Tu devi scegliere un palo e devi avere culo. Napoli proprio un diluvio universale, eh. Perché se lui è bravo ti guarda, vede il tuo movimento e te lo spiazza. Se lui è bravo. Quindi c'è anche Chi è? questo problema, Simeone? tenere un equilibrio. Vai Simeone, vai. Simeone. Sì, sì, sì. Hai visto? Ma guardano pochi in che condizione già sta. Che la Cremonese rigore già esulta se sa sì santo sangue chi va muerto. Tenuto sempre la squadra. Ma guardano poco la Vai, miseria. Meretti. Ai Vai, calciatori Meretti. avversari anche. Buon aiuto. Anche lui con grande scioltezza. 2-2. Credo che per i portieri il campo pesante e scivoloso non faciliti imparare i calci di rigore perché non puoi spingere. Ma Meretti para a Waller quando sta a porta. Pesante e scivoloso, quindi Mica piacere, sta che lo portiere rende di meno e sta venendo a palla a ruota. Poi va. Uno ne ha intuito che poi manca la parata. Uno, va a due. Piotr Zielinski. Sì, sì, sì. Finora rigori perfetti. Mamma hanno mia. tirato tutto via. Grande Napoli. Quanto sceso. Io, frate Kim. Non sai. Tre Napoli, Cremonese 2. Vai. Vai, Più si Meretti. va avanti più ci sono pressioni, quando parte diritto vediamo un po', ah si sposta. No, Intuito Meret, ma forse proprio per quanto dicevi Andrea, non è riuscito a spingere abbastanza Certo, per il capo che magari bagnato.
Pa, guarda che quando il campo infatti quando il campo è bagnato, i portieri quando devono fare rigore è più difficile, perché non si riescono a dare spinta, perché i tacchetti si affondano. Guarda, quello lì Meret secondo me l'avrebbe parato se il campo era normale. per il Napoli. Robotka? Com'è Robotka? Poi guarda, assomiglia però. Fuori! Aveva spiazzato Carnesecchi. Mica vediamo carica batteria alla cofilo. Aspetta un Sta attimo. studiando cosa? Ci capivo, mi sto guardando la partita. Ah. Si sta studiando cosa? Aspetta, in caso un attimo spegni la diretta, mamma mia, oh. Aveva mai avuto questo ruolo nelle sue squadre in passato. Un attimo guardando Si la sta partita. spegnendo un Ma attimo, è un secondo. A questo punto Mamma mia, ma non- batti il rigore? ha la possibilità di passare in vantaggio con Valeri. Posso dare diretto. Ha perforato Meret con un gran sinistro Valeri. Di potenza più che di precisione, esulta con Carnesecchi. Vediamo se Meret ha toccato appena sì. E ora il Napoli deve calciare per rimanere in partita con Osimhen. Ah, cosa? Apro lungo, apro lungo. Silenzio sul Maradona. Osimhen spiazza Carnesecchi e tiene accese le speranze del Napoli. L'ultimo rigore, voglio. Ah, ma sciù. Il San Paolo si fa sentire per l'ultimo rigore. Felix Batterà lui dopo il gol del 2-2. Ah, ma sciù. Ha spiazzato Meret. Felix porta la Cremonese incredibilmente ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Maradona gelato in lacrime, alcuni tifosi, alcune tifose per questa sconfitta totalmente imprevedibile. Decisivo l'errore di Lobotka, consolato dai suoi compagni. Uno dei protagonisti assoluti di questa stagione del Napoli. C'è anche la pioggia a bagnare naturalmente le lacrime e a non asciugare tutt'altro i rimpianti del pubblico napoletano, mentre la Cremonese esulta per un successo che dà un'enorme autostima alla squadra di Ballardini, che è resistito in 10 dal 100° minuto e ai calci di rigore è stata infallibile. Felix ha segnato come Vasquez, buon aiuto Sajou, e Valeri ha spiazzato Meret. L'errore decisivo di Lobotka e il Maradona che sognava una accoppiata scudetto Coppa Italia, naturalmente con le prospettive e tanti mesi ancora da qui alla fine della stagione, viene gelato da questo KO clamoroso con la Roma che ora aspetterà la Cremonese ai quarti di finale. Applausi comunque per il Napoli, il commento super flash di Andrea Agostinelli. Ma le partite vanno tutte giocate, avevamo detto no, che le difficoltà bisogna avere la concentrazione. L'applauso dei tifosi del Napoli mi sembra giusto per una squadra che sta facendo delle grandissime cose. Questa sera è stata così, purtroppo il calcio è questo: quando ti aspetti che c'è da fare una passeggiata, poi le cose diventano tutte più difficili. Credo che abbia anche meritato la Cremonese per come ha giocato, lo spirito che ci ha messo. Fuori dopo il Milan, Senza- anche il Napoli, tutti i commenti, l'analisi dello studio post Senza nessun ombra di dubbio che la Cremonese abbia nei meritato. prossimi giorni, nelle prossime sere ancora
ancora con Supercoppa Italiana. In 10 non siamo stati capaci Su di... Mediaset. Grazie Allora, per averci seguito. È stato un applauso presto da Massimo Callegari. E Andrea Agostinelli. a Napoli comunque. Però uscire così, a Cremonese, io per carità, comunque tanto turnover, Ovvio Clemente, amore. ha fatto troppo turnover, però Coppa Italia Frecciarossa, gli ottavi, dentro o fuori. Il Monza per fare la storia, i bianconeri perché vincere è nel loro DNA. Da Torino, è assurdo, è da non credere. giovedì alle 21 su Canale 5, Coppa Italia, in esclusiva su Sempre Rete Forza Mediaset. Napoli, sempre. Sono tornati Ma è da non i consigli credere. statali. Approfittarne subito di Corriere Bonò. Oggi Fiat li raddoppia. 4.000 euro di bonus sulla gamma Hybrid. Ad esempio, Panda Hybrid da 9.950 euro. È da non credere, voglio. È da non credere. Da non credere. 87esimo. Il Santo Benedetto, tu fai un po' chi, tu fai giocare. Via, mangiati ancora i 5 limoni, zuccoso. Cerca di digerirli, muti, e va, pedala, va. Ci sono uno che hanno rimasto tutti e 5 limoni inturzati in casa. Ti voglio ricordare che il Napoli che ha affrontato la Cremonese, anzi, valla a guardare che Napoli ha affrontato la Cremonese. Per carità, ha messo dei titolari, però comunque la rosa al completo è tutta un'altra cosa quando si inizia la partita. La Cremonese ovviamente c'ha solo il campionato, è normale, non è un turnover, Michele, e quando bagnetti sul Fionaso? Ha solo un turnover, quindi è normale. Non è normale che Spalletti ne ha fatto un ampio turnover. Ha disfatto perché mi ha perso che la Cremonese sui calci di rigore, perché mi ha perso che la Cremonese, e si che si è disfatto, si sa, però visto che ha fatto questo ampio turnover, io avrei messo a Sirico o posto di Meret, già che ti trovi, sai. Sì, Luigi Daspo, primo tempo squadra completa, secondo tempo esperimenti, non il primo tempo a fare tic tac. Ora noi abbiamo soltanto il campionato, giusto? No, prima la Champions. Vabbè, guarda, allora Roberto, ti dico la verità, se ti devo dire che non mi interessa assai la Coppa Italia, ti direi di no, non è che non mi interessava, c'era e c'era da fare, non può uscire una Cremonese, non può fare un ampio turnover di questa maniera, visto che ci sei, che hai fatto sto ampio turnover, mettimi pure a Sirico, lei mi merita, e che ne posso sapere? Faccio un esempio.
che a Sirico non mi paravo con il rigore. Che ne posso sapere? Ma poi a Sirico cosa tenimmo a fare? Ma lui con la Coppa Italia, visto che ha fatto sto ampio turnover, perché parliamoci chiaro, tu hai fatto sto ampio turnover, ecco, quando ci stanno a fare critiche, bisogna farle. Quando no, sempre critiche costruttive. Tu hai fatto sto ampio turnover, ok, e ci siamo. Ha fatto, hai voluto sottovalutare troppo, non so che hai voluto fare, vabbè, hai fatto sto ampio turnover, e mettimi pure a Sirico. Sì, mettimi a Sirico. Hai fatto sto ampio turnover, mettimi pure a Sirico. O no? Sì, sto sbagliando. E Meret là era fuori luogo. Ci mancava solo isso. Quindi la Dreda, a parte Kim che è entrato all'ultimo, che senso tiene? Che senso ha? Già, fa piacere. Che senso ha? Vincenzo, già, troppa presunzione non dei giocatori, attenzione, ma forse un po' l'allenatore. Cavalieri forse ha voluto sciare questa competizione, perché mi pare che, per come sto poverino, mi pare che ha voluto proprio sciare, perché ha fatto un ampio, no, perché in Champions non lo farà, sto ampio turnover, no, non lo farà. Quindi, ma perché andreste ancora parlando? Ma andreste ancora parlando? Non ci capite? Andreste ancora parlando? No, ancora no, no, non sta parlando. Per fortuna che eravamo scemi noi. Per fortuna che eravamo scemi noi a vincere contro la Cremonese. Non ha capito, Elvis. Francesco Scognamichi. Sì, ma infatti sono d'accordo. Allora, la Cremonese in 10 comunque. Allora, ha meritato la Cremonese, parliamoci chiaro. Noi un po' di presunzione, secondo me pure da un po' di Spalletti, però a posti presunzioni io non so, io vedo più. Pare che ha voluto proprio, dice, noi mettiamo tutto quanto in, se la vinciamo, la vinciamo, se non la vinciamo, non la vinciamo. Non so se mi spiego, però, è assurdo, è assurdo. Giuseppe Cardinale, sei il numero uno, grazie. Ma a cosa ti riferisci? 1-0 e venivamo presi per il culo, che strage, capito? Non ho capito. Dove vedi lo botto come ha calciato il rigore, ma dai, fatto apposta. Tomici, quasi del nord. Tu rumeno che ne ha pigliato 5 volte, ha pigliato, Salvatore, 5. E chi per leggere, a voglia quando ci sono, ti ricordo pure a te che sto Napoli era ampiamente un altro Napoli e chi che va bullizzato. Non so se mi spiego. E chi che va bullizzato.
Ma aspetta un attimo, è il Vise. Scusa un attimo. Lui ha sempre, queste 8 partite, ha sempre vinto 1-0. 1-0, 1-0. Allora, io ti dico una cosa. In campionato l'affronteremo a Cremonese e vedrai un po' che fine farà la Cremonese. Scommettiamo? Vieni sotto al video di Napoli-Cremonese o Cremonese-Napoli, mi sembra che già abbiamo giocato là. Vieni sotto al video e ti faccio vedere come finirà quella partita, ok? Con la squadra, quella là, che ha purgato aiuto. Salvatore, io dalla Maroni, che certe immagini che mi indosso, che più mi innervosisco. Non lo so se ha pigliata come una gufata, però comunque, alla fine, la botta che ha tirato in un rigore strano. Ah, forse quello, vabbè, ma allora ogni partita è sì, ma stasera non mi sento proprio, dice, con Napoli, perché comunque qua ecco un ampio turnover, eccessivo turnover, che tanto gli posso dare ragione a Spalletti e tanto no, tanto a me mi dà come proprio una firma come si chiama, dice, vabbè, io mi buttai in questo turno, si vincim, si passiamo a un turno, passiamo, se non passiamo, non passiamo. A me mi è data questa impressione di tutto, perché? Perché se tu fai tanto turnover, mettiamo pure a Sirico a Inter, come ho detto prima, mettiamo pure a Sirico. Ma che chance? A Sirico non mi ha messo, ma è rimasto a merda, che senso tem? Che senso ha tenere Meret là? Facciamo capire che senso tiene tenere Meret là? Che senso ha? Si è fatto un ampio turnover e facimmelo parare sto coglione, Sirico, che è forte, pure un coppia di cuore è bravo, molto più bravo di Meret, quindi in coppia di cuore posso pure pensare come poteva parare con lui. E sono convinto che lo faceva. Quindi a me sto fuori luogo che Meret si è fatto sto ampio turnover. Hai sbagliato doppio, hai sbagliato. Hai fatto sto ampio turnover. E se io lo fa, babare, se io vincimmo per dire, mettici pure al Sirico. Stop. Questo è. Ma meglio così vi concentrerete sul campionato. Ania. Tu che squadra tifi, Ania? Ciao Simo. Sì, sì, ma sinceramente è assurdo. È assurdo. È assurdo. È assurdo proprio. Non so se sto più mortificato per l'assurdità che mi ha perso, che la Cremonese, è vero, calci di culo, vabbè, ma non ce li può parliamo. Oh, ho posto turnover. No, Giorgio, non sono d'accordo. Simeone ha dato il suo, Simeone ha dato il suo, e ha fatto gol, un bel gol, mette sempre la firma. Purtroppo là è sfortuna.
Simeone è pigliato palla attraverso da uno tiro. Pum, pum, e la palla non è chiusa. A sto punto la Coppa Italia è dell'Inter un'altra volta. Ho sempre detto che il Ciolito deve avere spazio. Sì, ma sono sempre più convinto che il Ciolito deve avere spazio e possono giocare in due quando stanno in difficoltà. Però stasera sto mortificato. È un mix di mortificazione a me. È un mix. Maronna. Chi? Domenica fa sperare che alla fine della stagione possiamo festeggiare. Ti offro un caffè quando volo a Napoli da Londra. Con piacere. Domenico Carnesecchi ti piace come portiere? E chi? Chi è sto Carnesecchi? Ah, chi così si chiama Carnesecchi? Ah, verità, ha visto fresco fresco perché io pensavo che si chiamava carne fresca, no carne secca. Ah, dove si parla di chi tira a Napoli, cosa ne pensi? Speriamo che a fine stagione il portiere ne Cremonese. Noi siamo come l'Inter nel 2010, abbiamo solo una formazione discreta. La riserva non sono all'altezza, questo mi ricorda i tempi di Sarri. Domenica si parla di chi tira a Napoli. Che ne pensi? Speriamo che a fine stagione rimane da noi. Ho guardato, il portiere, per carità, ha fatto una bella parata. Sinceramente non mi sono mai concentrato su quel portiere a vedere com'è. Però, testa a Salerno. Mi dispiace per voi, spero che non sognavate il tripletto, ma come ci pensi? Ma come ci pensi, no? È da malati mentali, sinceramente. Se uno ha pensato un tripletto, per me chi è malato mentale. Parlo sincero, come non ho pensato che vincima la Champions, massimo potessimo insieme in finale, questo sì, l'ho pensato. Questo sì, l'ho pensato, ma di vincerla mai. Mai. No. Sono sincero. No, ma te, tanti chi? Tanti chi? Tanti. Forse hai sentito a 3 o 4 e tanti. Ah, fa piacere, ma veramente stai facendo? Ma te, non lo so che squadra tifi, non lo so, ma non penso. Facciamo sentire Spalletti. Con Luciano Spalletti, ma io mi sia grande delusione perché sfuma comunque un obiettivo che è la Coppa Italia. Volevo chiederle che spiegazioni dà di Addio questa sogno triplo. sconfitta, se magari Ma si io aspettava mannaggia, un mai po' di sono più, forse andato. era cominciato dal primo minuto. Giustamente state a mia live, nel mio video. Dispiaciuti, è vero,
c'è tutta... Hai parlato con me, io vi sto dicendo mai, quindi che cazzo scrivi da fare? Noi bisogna sempre Che cazzo scrivi da fare? che la gestione della partita, la gestione della palla, non siamo stati così bravi come si è di solito, però poi la partita era in completa sicurezza, perché al di là di qualche pallata... Allora raga, io vi saluto, si è fatto tardi, domani mi tocca andare al lavoro, si è fatto tardi. Poi c'è un po' di casualità, perché tu prendi questo... E niente raga, grazie della compagnia e un bacione. Forza Napoli sempre, perché tutto il resto, calcisticamente parlando, voglio, è munnezza, è sicchio. Ciao voglio, e forza Napoli.